Inaugurata a Montevago dopo il restyling la fontana con la scultura di Gio Pomodoro in Piazza della Repubblica. Adesso diversi giochi d'acqua e di luci danno uno spettacolo valorizzando la prestigiosa opera Sole Nascente e tutta la piazza principale del paese dove ha sede il Palazzo di Città. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito dei progetti di democrazia partecipata su proposta dell'associazione culturale La Smania Addosso. Il costo dell'intervento è stato di circa 18.000 euro. Il progetto, realizzato dall'architetto Francesco Saladino, spiega il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, rientra in un ampio progetto di riqualificazione della piazza di Repubblica che ha previsto la realizzazione del sistema di illuminazione a risparmio energetico. Già sono stati installati nuovi giochi per i bambini ed è stata realizzata una passerella per consentire dalla piazza l'accesso delle persone con disabilità nella biblioteca comunale. È un altro bel momento che la comunità di Montevago sta vivendo e la cosa anche propiziatoria è che sta accadendo quando ancora siamo in zona gialla, abbiamo potuto consentire ai cittadini di venire e di poter assistere all'inaugurazione di questa fontana, al restyling che è stato fatto con l'illuminazione, con i getti d'acqua, insomma dare un po' di colore a Piazza della Repubblica, con l'auspicio che questo, assieme ad altri lavori che sono stati fatti e ad altri che se ne faranno nei prossimi giorni, possa questo luogo essere un luogo di aggregazione e di essere vissuto come ce lo ricordavamo prima della pandemia, quindi essere un momento in cui i cittadini si ritrovano. Questo è l'augurio che come sindaco faccio alla mia comunità e a tutte le comunità del mondo intero. La pandemia alle spalle e il ripristino delle piazze come luoghi di ritrovo, luoghi di cultura, luoghi di incontro.